E Fabio Pillon, presidente di Ascom Mandamentale di San Vito al Tagliamento, alla presentazione di una manifestazione molto attesa anche quest'anno in tutto il Sanvitese, l'autunno sanvitese. Per noi è un piacere anche avere così tanta attenzione da parte dei media, perché siamo veramente orgogliosi anche di poterla fare, di poterla realizzare assieme ai commercianti, assieme agli sponsor, assieme all'amministrazione comunale e alla Proloco, per realizzare questa manifestazione che vede 2 giorni a San Vito Tagliamento, dove alimentari, diciamo, prodotti tipici e giochi, cultura e spettacoli possono coniugarsi per realizzare 2 giorni particolari per la gente che vorrà venire a vedere San Vito Tagliamento. Ecco, Presidente, per il commercio è veramente una bella vetrina, una bella occasione di mettersi in mostra. Assolutamente sì, perché tutti i nostri negozi, che sono circa una 60ina al centro storico, sono assolutamente pronti per accogliere gli ospiti che vorranno venire a visitare, e spero che naturalmente siano anche all'altezza come proposte, per far sì che la gente possa anche andare via contenta, oltre che con la pancia, anche con qualcos'altro da San Vito Tagliamento. E siamo con il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, all'8ª edizione di una manifestazione che sta sempre incontrando maggiormente i consensi della cittadinanza, vale a dire l'autunno sanvitese. Ci dà qualche spunto su queste novità anche dell'edizione di quest'anno? Sì, è un appuntamento ormai di grande rilievo nel panorama regionale, un appuntamento che cerca di coniugare quella che possiamo considerare l'offerta culturale, tant'è che ci saranno delle aperture di grandi mostre come palinsesti, come la mostra fotografica su Berengo Gardin, accanto a momenti ricreativi per quanto riguarda le famiglie, accanto a quelle che è la possibilità di degustazione in riferimento a prodotti enogastronomici del territorio del Triveneto e oltre. Quindi si cerca di fare in modo che si arrivi a una possibilità per il visitatore di trascorrere serenamente un pomeriggio, una giornata, godendo sia dei momenti di carattere enogastronomico sia di momenti di carattere culturale. Un'occasione anche per vedere una delle più belle piazze del Friuli Venezia Giulia. Certo, credo che ormai non possa non essere considerato questo uno dei salotti più belli della nostra regione, e nel contempo il fatto di ravvivarla non ne può che ancor più valorizzare la bellezza.